buon venerdì, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi siamo qui puntuali insieme a voi per accompagnarvi tra le notizie principali accadute nella nostra regione in queste ultime ore. Iniziamo come sempre con la cronaca in primo piano, cronaca che ci porta a Chioggia per quanto accaduto all'interno di una palestra dove una ragazzina di 13 anni è stata colta da un arresto cardiaco tempestivo e provvidenziale l'intervento del suo allenatore. Dovremo avere tra pochissimo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori per raccontarci questa vicenda, e poi andremo a Macerata invece con una tragedia che si è consumata anche qui in ambito sportivo durante un allenamento di calcio. Un 53enne ha perso la vita, il malore fatale davanti agli occhi dei compagni di squadra. Ma iniziamo con la cronaca giudiziaria, con il tragico incidente che era accaduto a Grantorto 7 anni fa. A perdere la vita in quell'occasione una donna incinta. Ebbene, è stata condannata per omicidio stradale una 60enne. Secondo i giudici viaggiava al doppio della velocità consentita in quel tratto di strada. Attenuanti riconosciute, ma nessun annullamento della condanna a 3 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Così la Corte di Cassazione, a cui si era rivolta una donna di 60 anni di Piazzola sul Brenta. Era lei alla guida dell'auto che il 23 febbraio del 2019 travolse il veicolo condotto da Valentina Pigatto, 29 anni, lungo la strada provinciale Contarina a Grantorto. Un impatto violentissimo che non lasciò alcuno scampo alla giovane donna incinta che stava andando a casa del fidanzato. Secondo quanto fu rilevato dalle perizie, l'auto condotta dalla 60enne che viaggiava con la famiglia a bordo andava a oltre 100 km orari in un tratto dove la velocità massima consentita era invece di 50 km orari. Stazione dei treni di Treviso, ieri mattina blitz interforze nel cantiere dove dal 2022 sono iniziati i lavori di restyling. All'interno uomini in divisa in borghese, scattate le verifiche di carabinieri, polizia e direzione investigativa antimafia. Carabinieri, polizia e uomini della direzione investigativa antimafia al cantiere della stazione ferroviaria di Treviso per un controllo interforze che ha visto schierato personale in divisa e in borghese. Sotto la lente degli investigatori la regolarità di opere e procedure, attenzionati i lavori e le ditte che stanno operando da ormai 4 anni in quello che è uno dei cantieri principali della città, che RFI sta portando avanti non senza difficoltà. Un blitz in un momento caldo proprio per le polemiche legate ai ritardi nella consegna dei lavori. Le forze dell'ordine sono rimaste all'interno del cantiere per circa 3 ore, ma sul fronte dell'antimafia non sarebbe emerso nulla di rilevante. Dai primi accertamenti sarebbero infatti state riscontrate solo alcune irregolarità relative alla sicurezza. E la stazione di Treviso torna al centro dell'attenzione. Una storia, quella del restyling, iniziata a giugno 2022, intervento che doveva essere ultimato nell'estate del 2025, ma così non è stato. Opera nella bufera, lavori sospesi e poi ripresi, disagi. A intervenire più volte il sindaco Mario Conte, che aveva chiesto a RFI di aumentare le maestranze per velocizzare le tempistiche. Poi l'ennesimo ostacolo, una ditta mandata via, ne è subentrata un'altra, per non parlare dei periodici allagamenti del sottopasso ferroviario. La promessa di terminare tutto per le Olimpiadi Milano-Cortina è andata disattesa e il cantiere è ancora aperto. Ultimo termine giugno 2026, ma per ora a essere stata completata è solo la piazzetta sul lato est davanti allo stabile che ospiterà il BC Park. Ora il massiccio controllo di polizia, carabinieri e DIA per andare a fondo su chi e come sta portando avanti il cantiere. E allora siamo in grado di andare a Chioggia e di collegarci con la nostra Ilaria Marchiori per la vicenda di questa ragazzina di 13 anni colta da un arresto cardiaco in palestra e salvata dall'allenatore. Buongiorno Ilaria, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Possiamo iniziare questo collegamento già con dare una buona notizia, ovvero che questa ragazzina di 13 anni è stata stubata proprio in giornata, per cui era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di in pediatria di Padova, e questa mattina è arrivata la notizia che è stata stubata e ha già detto qualche parola alla mamma. Qui insieme
insieme a noi c'è Matteo Bivi, uno degli allenatori, una delle persone che si può dire le abbia salvato la vita. In sintesi, Matteo, che cosa è successo? Voi vi state allenando, anzi l'allenamento stava terminando quando lei si è accasciata a terra. Sì, ho sentito un botto perché io l'ho girato, l'ho vista per terra. A prima acchito non mi sembrava, cioè, pensavo un malore qualsiasi, un malessere. Poi quando gli ho tirato sulle gambe e ho provato a bagnare un po' la testa con un po' d'acqua, ho visto che la faccia era strana, gli occhi erano girati, e lì con Bruno e Paolo, gli altri due miei assistenti, abbiamo deciso di praticare il massaggio cardiaco. Ci siamo stati... Lei ha praticato proprio il massaggio, è stato lei a farlo fisicamente? Sì, ho fatto io, sì, però meno male che eravamo in tre, perché gestire una cosa del genere da soli con delle ragazzine in palestra, non lo so. Matteo, ma lei in quel momento come si è sentito? Cioè, è riuscito ad avere sangue freddo? Cioè, perché comunque è stato bravo, lei non ha mai mollato un attimo questa ragazza, mentre poi i suoi colleghi andavano a prendere il defibrillatore. Io la guardavo sempre in faccia perché ogni volta che gli mancava il respiro io gli davo il massaggio. Dopo, grazie a Bruno e a Paolo che ci siamo coordinati bene sulle cose, ma senza parlare, sono venute da sole le cose. Le cose sono venute da soli, non è che io massaggiavo, sono andato a prendere il defibrillatore, Bruno l'ha preparato, intanto Paolo gestiva anche il discorso delle bimbe che erano fuori. E dopo tutti e tre assieme, al momento del defibrillatore ha dato il via, io ho tolto le mani e ha dato la scossa. E poi ho ripreso ancora perché sì, è salito il battito cardiaco, però dopo un minuto diventava ancora un po' cianotica, fin quando che non sono arrivati gli operatori dell'ospedale, dell'ASL, ho fatto il massaggio. Ha avuto paura? La paura, il mio pensiero era non morirmi sotto le mani. Adesso non so, in quel momento mi è passato per la testa, ma non so neanche perché ho ricordato Alfredino, non so se vi ricordate, che se erano lì per salvarlo e non riuscivano a salvarlo. Non so come mai mi è passata in testa qua, sei lì per salvarla e speri di salvarla e magari basta un attimo che non riesci a fare la cosa. No, perché abbiamo visto una persona adesso, ecco, no, perché appunto siamo in diretta, quindi passano delle persone che guardano Matteo perché è diventato un po', lo possiamo dire, anche una sorta di eroe, anche i suoi assistenti ovviamente, però anche lei. Lui è il compagno della mamma. Ah, ecco. Ci vuole raggiungere qui, ecco perché ecco qui, allora possiamo, guardate veramente il bello della diretta. Salve, siamo in diretta, allora mi dicono che lei è il compagno della mamma di questa, allora ci può aggiornare, ci può dire come sta? Martina sta meglio e ovviamente ringrazio pubblicamente Matteo e tutto lo staff che ha salvato la vita, si può dire, a Martina, evitando il peggio. E Martina sta meglio, è stabile, e dalle ultime notizie che ho non ha riportato danni cerebrali, dovrebbe risvegliarsi nelle prossime ore, dovrebbero risvegliarla nelle prossime ore, comunque è attenzionata e non vogliamo cantare vittoria prima del tempo, però insomma siamo positivi, abbiamo molte speranze e ci sono molte probabilità di rivederla come era prima. Ma lei aveva mai avuto problemi in tal senso? È stato un po' un fulmine a ciel sereno quello che è successo? No, non aveva presentato problemi del genere, non ha mai avuto, diciamo, avvisaglie, ecco, di problemi di questo genere. E infatti noi siamo stati tutti quanti presi alla sprovvista e insomma, ecco, ringraziamo ancora e ci affidiamo a quello che sarà, ecco. Possiamo dire che le hanno praticamente salvato la vita? Sì, si può dire, perché sono stati tempestivi e una cosa che io ho detto alla mamma è stato proprio che non è tanto fare il corso, essere preparati, ma trovarsi in quella situazione non è da tutti, prendere l'iniziativa di procedere a
a rianimare una persona, a soccorrere una persona. Nella nostra città molte persone sono preparate, però tanti magari a volte presi dal panico o dal non voler responsabilità eccetera chiamano i soccorsi e poi basta. Invece qui abbiamo avuto 3 persone, erano 3 giusto? Sì. 3 persone che hanno avuto il coraggio di salvare una vita come fosse una loro figlia, perché io voglio sempre ricordare, come parlo sempre con la mamma, le ragazze quando vengono in questi istituti a fare qualsiasi tipo di sport trovano non solo uno sport, uno svago, ma riescono a trovare una famiglia, e loro sono proprio una famiglia per Martina. Tutte le compagne che voglio ringraziare perché hanno anche loro assistito, e comunque anche nel post, diciamo nei giorni dopo mi hanno chiesto, si sono preoccupate, interessate per Martina. Senta, la mamma come sta? La mamma i primi giorni ovviamente era molto provata, era molto scossa, adesso sta un po' meglio, perché ovviamente le notizie che arrivano sono un po' rassicuranti, e quindi è molto molto provata, e noi siamo tutta la famiglia è molto vicina, e quindi fortunatamente ha una famiglia che le sta molto vicina, e quindi insomma dobbiamo uscirne tutti quanti insieme, anche perché Martina avrà bisogno di ancora più amore di quello che aveva prima. Tra l'altro 13 anni in terza media, anche gli esami quest'anno, un anno particolarmente intenso. Infatti spero che magari i professori siano esatto, un po' più clementi, e quindi chiudano un occhio, e quindi insomma speriamo vada tutto bene. Ecco, allora Francesca, avete sentito, questo è uno di quei casi in cui si dice no, tutto bene, quel che finisce bene, fortunatamente, ma è importante evidenziare il fatto della tempestività in questi casi, no? Perché probabilmente in certe situazioni anche l'arrivo, per quanto tempestivo possa essere, dei soccorsi dell'ambulanza potrebbe non essere sufficiente. Invece delle persone preparate che sono state in grado di tenere in vita il cuore di Martina fino all'arrivo dei soccorsi è stato fondamentale. Vi ricordo che il sindaco Mauro Armelao ha deciso di dare un encomio a Matteo, a Bruno e a Paolo, le 3 persone che appunto sono intervenute proprio per quello che hanno fatto e perché hanno salvato una vita, la vita di Martina. Vi ringrazio, il collegamento è stato un po' lungo, però come è importante insomma evidenziare, a volte queste notizie ci fanno anche ben sperare, e abbiamo aperto così la nostra edizione. Da Chioggia restituisco la linea allo studio, ringrazio i nostri ospiti. Grazie Ilaria, grazie naturalmente anche a Sandro Ponchio per il supporto tecnico, e grazie anche al compagno della mamma di questa ragazzina che ci ha dato in tempo reale gli aggiornamenti. Insomma, sono notizie buone che arrivano dall'ospedale, speriamo davvero che questa 13enne possa riprendersi quanto prima. Adesso andiamo a Due Ville con un incidente accaduto questa mattina intorno alle 7:40 lungo la linea ferroviaria Vicenza Schio. Un pullman è rimasto bloccato in corrispondenza del passaggio a livello, pullman che era pieno di studenti che a quell'ora stavano andando a scuola. Per consentire le operazioni è stata interrotta la linea ferroviaria e si sono create lunghe code lungo la viabilità ordinaria. Ci aggiorna in diretta, lo vedete, il nostro Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, il protagonista di questa situazione che si è verificata stamattina è proprio un passaggio a livello alle mie spalle. Siamo in via Roma, proprio in centro a Due Ville, un centinaio di metri dal municipio e dalla stazione. Questa mattina, come detto, alle 7:40 circa, un pullman in manovra ha creato poi quello che è stato il blocco del traffico ferroviario, che diciamo subito è stato ripristinato da pochi minuti. Erano qui i tecnici a fare le ultime riparazioni, però ha creato il grande
grande problema per il pendolare e per gli studenti che questa mattina sia in pullman sia con le macchine che poi si sono trovate con il passaggio a livello bloccato non potevano più accedere al posto di lavoro. E con grande disagio, proprio diciamo a grandi linee è avvenuto così: una delle sbarre era rimasta bloccata e ostruiva parzialmente l'asse della strada, il passaggio a Carraio. Ecco, a presidiarla c'erano già i carabinieri in attesa dell'intervento degli operai. In quel momento è sopraggiunto questo pullman carico di studenti che ha dovuto fare una manovra e spostarsi nell'altra carreggiata e rientrare. Ecco, nel fare questa manovra complicata e rimettersi in asse, nel frattempo l'altra sbarra ha cominciato a scendere e il puntale di questa sbarra ha penetrato il rivano motore e ha creato la fuoriuscita di olio motore che si è sversato subito sui binari. Qualcuno ha parlato anche di fumo, la preoccupazione è che potesse anche innescare un incendio. Fortunatamente subito sono stati fatti evacuare gli studenti, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che poi hanno trascinato il mezzo e anche posato poi materiale assorbente proprio di questo olio che era fuoriuscito. Insomma, un grande problema, fortunatamente senza feriti, ecco, però il disagio è stato veramente importante per tutti quelli che si servono di questa linea. E soprattutto ci attestano anche ripetersi frequenti di questi problemi apparentemente banali che poi in realtà possono dar luogo a quello che è successo questa mattina, a questo grande blocco. Ricordiamo anche le linee ferroviarie riprese da poco, abbiamo visto transitare di treni a bassa velocità, per cui tutto sommato ma è stata veramente una mattinata cruciale di grossi problemi. Noi abbiamo chiesto al sindaco Giuliano Stivan di raccontarci quanto è accaduto, per cui adesso vi lascio le parole del sindaco e vi restituisco la linea allo studio. C'erano già problemi, quello che è il passaggio a livello era presidiato appunto anche dalle forze dell'ordine. L'autista della corriera, poverino, perché sono corriere impegnative, ha tentato di fare una manovra che purtroppo non è riuscita, per cui è andato con la fiancata posteriore sinistra ad impattare su quello che è il sostegno praticamente del passaggio a livello. La sfortuna ha avuto che ha centrato veramente la parte del motore, è uscito tutto l'olio e la corriera si è bloccata, e questo chiaramente ha messo a disagio non solo questo passaggio a livello ma anche quello che abbiamo in via della Vicenza, che è l'altro passaggio importante che porta il traffico dentro e fuori. Questo ha comportato a questo punto proprio una coda lunga non solo sulla strada ma anche l'interruzione del servizio di ferrovia. Sì, il problema appunto è che si è bloccato completamente il traffico sull'asse Vicenza-Schio. Questo è un fatto che va a ribadire quello che ormai è scritto ogni altro giorno sui media e sui giornali. Cioè, questa è una linea che ha una storia e ha un'utilità importantissima. Ci sono i politici, c'è la Confindustria, c'è la Camera di Commercio di Vicenza che sta prendendo posizione, perché dice adesso è arrivato il momento in cui veramente ci vuole chi fa l'intervento, che vuol dire elettrificare il comparto in modo che diventi una metropolitana di superficie, ma vuol dire anche poi risolvere il problema di tutti questi passaggi a livello, perché lo ricordo sono 19 da Vicenza a Schio. Qui solo a due ville ne abbiamo 5 e di conseguenza con i 5 che abbiamo noi ogni volta che arrivano i treni abbiamo dei problemi importanti, per cui lo sforzo che deve fare sicuramente chi amministra, chi ha la rete ferroviaria in mano, è quello di procedere con l'elettrificazione e anche la sistemazione di questi passaggi a livello. Adesso invece torniamo sulla vicenda delle suore uccise in Burundi. Dopo l'arresto compiuto a Parma, oggi siamo andati ad Ospedaletto Euganeo, dove era nata suor Bernardetta Boggian. Allora ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Chiara, buongiorno al tuo ospite. Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo il sindaco di Ospedaletto Euganeo, Fabio Vigato, che è con noi, il paese d'origine di suor Bernardetta Boggian, che proprio un anno dopo il tragico omicidio gli aveva intitolato non solo questa via che vedete alle mie spalle, ma anche il centro parrocchiale. Suor Bernardetta venne uccisa con le consorelle suor Olga Raschietti di Montecchio Maggiore e suor Lucia Pulici di 75 anni, lombarda. Ma prima di sentire il sindaco, perché la notizia ha riaperto una ferita che non si era probabilmente mai chiusa qui a Ospedaletto Euganeo, sentiamo il servizio in cui viene appunto con la notizia dell'arresto compiuto ieri a Parma. Si sarebbero rifiutate di portare medicinali alle milizie burundesi che operavano in Congo. Per questo il 7 settembre 2014 in Burundi sarebbero state uccise 3 missionarie saveriane italiane.
Tra loro la suora vicentina Olga Raschietti, 83 anni, di Montecchio Maggiore, e la padovana Bernadetta Boggian, di 79. Ieri mattina i carabinieri di Parma hanno arrestato su ordine di custodia Ghelama Arushimana, 50 anni, originario del Burundi, che dal 2015 vive nel capoluogo parmense. Con suor Raschietti e Boggian morì la consorella Lucia Pulici, 75enne. Un massacro avvenuto a Kamenge, quartiere della capitale Bujumbura, nella parrocchia dove le religiose assistevano giovani e poveri. Secondo la ricostruzione dell'epoca, suor Olga e suor Lucia furono sgozzate il 7 settembre. Suor Bernadetta venne uccisa poche ore dopo, a rientro dall'aeroporto. Si parlò per il movente anche di una possibile rapina. Un mistero lungo 10 anni e mezzo, fino a ieri, quando il procuratore capo di Parma, Alfonso Davino, ai cronisti ha spiegato che Ghelama avrebbe fatto da tramite tra il mandante, il capo della polizia segreta e l'ideatore del triplice omicidio. Alle suore sarebbe stato chiesto di aiutare le milizie del Burundi e di fronte al loro rifiuto l'indagato lo avrebbe riferito al capo della polizia segreta, che avrebbe ordinato la terribile punizione. Quindi Ghelama avrebbe partecipato a riunioni preparatorie e organizzative dell'orrendo epilogo, avrebbe eseguito fotografie per gli esecutori, procurato loro le vesti da chierichetti, messo a disposizione la sua auto per il trasporto degli assassini e, secondo alcune testimonianze, l'avrebbe pure guidata. Insomma, l'omicidio, ha spiegato il procuratore di Parma, sarebbe stato deciso dalla polizia segreta, con cui Ghelama avrebbe collaborato. Ecco, avete sentito la svolta nel caso giudiziario, c'è anche però una parte proprio di affetto. Suor Bernadetta era costantemente aiutata qui dalla comunità di Ospedaletto Euganeo, anche i suoi familiari, lei è troppo giovane, Suor Bernadetta già aveva 79 anni nel 2014, partecipavano a questa missione, erano vicini a lei. Sì, l'arresto di ieri ha riaperto una ferita ancora viva per la nostra comunità. La nostra comunità è sempre stata molto vicina alla missione. Nel tempo 2006-2008 sono stati raccolti e inviati fondi con i quali peraltro è stato realizzato un acquedotto appunto nella missione di Suor Bernadetta. La comunità appunto è stata risvegliata in questo momento da quello che era stato un tragico episodio e dall'epilogo che c'è stato adesso. Ecco, voi come comunità state addirittura pensando di unirvi, di sentire anche il parroco, la parrocchia, per proporre la beatificazione di Suor Bernadetta Boggian? Credo che sarebbe un percorso corretto e doveroso, quello in base alla vita che ha avuto e l'epilogo tragico che c'è stato, quello di avviare la causa di beatificazione. Ne parleremo ovviamente con chi di dovere, quindi con la parrocchia e con gli organi corretti. Ecco, Suor Bernadetta è stata un esempio, ha lavorato in tutta la sua vita soprattutto per le giovani donne. La dedica che vediamo alle nostre spalle, l'intitolazione della via, è stata voluta praticamente subito, un anno dalla sua morte. Sì, assolutamente, anche perché appunto il ricordo in paese era vivo, sia di lei da parte delle generazioni che l'hanno appunto conosciuta e anche della famiglia. La conoscenza della piccola comunità appunto della famiglia ci ha spinto immediatamente a dedicare una via che simbolicamente è quella che unisce il nostro comune, quindi la parte civica con la parte parrocchiale in un'unione ideale. Ecco, allora davvero grazie al sindaco Fabio Vigato, quindi da Ospedaletto Euganeo parte un po' questa iniziativa che, se ci sarà, noi continueremo a seguire. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto, grazie ancora a Fabio Vigato, sindaco di Ospedaletto Euganeo. Francesca, la linea può tornare a te. Grazie Chiara, grazie al sindaco per questi aggiornamenti anche proprio dal paese di questa suora. E adesso ve l'avevo anticipato in apertura, la tragedia che si è consumata ieri sera a Maserata. Siamo dunque in provincia di Treviso durante un allenamento di calcio. Un 53enne viene colto da malore davanti agli occhi dei suoi compagni di squadra. Purtroppo non ce l'ha
fatta dopo essere arrivato in ospedale. Ci racconta tutto il nostro Christian Arboit. Buongiorno Christian, insieme a lui Tommaso Migotta. Buongiorno a te Francesca, è stata una serata tragica quella che si è vissuta ieri sera verso le 9:30 qui nel campo sportivo di Varago di Macerata. Siamo in via Don Pastega, un allenamento come tanti che stava coinvolgendo una quindicina di uomini, compagni di squadra, un momento di sport, di divertimento che però appunto è diventato una tragedia, questione di pochi secondi con Paolo Sciarrillo, questo il nome della vittima che si è accasciato al suolo mentre appunto stava facendo il giro del campo, il primo giro del campo, quindi l'allenamento era iniziato da pochissimo almeno per lui. I compagni di squadra lo hanno visto appunto accasciarsi al suolo e subito si sono mobilitati, hanno fatto il possibile per salvargli la vita, hanno lanciato anche immediatamente l'allarme agli operatori del SUEM 118 che sono arrivati qui sul posto con 2 ambulanze, non solo con le indicazioni al telefono degli operatori del SUEM 118, i compagni di squadra hanno tentato anche di praticare il massaggio cardiaco utilizzando il defibrillatore che si trovava all'interno degli spogliatoi, quindi attimi davvero concitati, attimi drammatici con i compagni di squadra che hanno fatto davvero la loro parte per salvare la vita a questo 52enne. Il 52enne dopo essere stato stabilizzato è stato portato al Cafoncello di Treviso dove è spirato poco dopo verso le 11 di sera. Lascia 2 figli, Paolo Sciarrillo, il figlio Michele tra l'altro milita sempre nel Varago, nella squadra amatori del Varago, nella squadra giovanile, il papà militava appunto nella squadra over 40. Tra l'altro tutti gli atleti erano stati sottoposti a visita medica, quindi da poco era stato rilasciato anche un certificato di idoneità sportiva. Ma ti faccio sentire Francesca le parole di Denis D'Avanzo. Denis D'Avanzo è compagno di squadra di Paolo Sciarrillo, ma anche tra i suoi migliori amici. Ieri sera lo ha visto cadere a terra e anche lui appunto si è mobilitato per tentare di salvargli la vita. Quindi ti lascerei qui da via Don Pastega con la testimonianza di Denis D'Avanzo. Abbiamo perso un compagno, un fratello, perché siamo una famiglia là. E purtroppo, come consuetudine, ci troviamo quel paio di volte alla settimana e niente, come tutte le solite cose che si fa su una squadra, ci troviamo, ci alleniamo, ci frequentiamo, parliamo e abbiamo fatto i consueti giri di campo, ridendo e scherzando, addirittura io con Paolo avevo scherzato 2 secondi prima e poi siamo ritrovati un po' più o meno a centrocampo per fare un po' di allungamenti assieme. Il capitano è intervenuto per parlare un attimo, come che parlava di una situazione che avevamo all'interno squadra. Mi sono girato che è intervenuto un mio compagno e con l'occhio ho visto Paolo praticamente a peso morto cadere per terra. E siccome che ho vissuto già questa situazione a Treviso, che quando giocavo là mi sono precipitato subito da Paolo e ho visto che la situazione non era una delle migliori. E là ci siamo mobilitati tutti, però ho visto subito la situazione che non era una delle migliori perché Paolo non ha più dato segni di vita. I soccorsi sono arrivati immediatamente, non posso dire di no, però vedevo che quando stavo spostando le macchine per far passare l'ambulanza ho visto che quei 20 minuti sempre con il massaggio cardiaco, contatto con il SUEM per rianimare Paolo, ma Paolo
Paolo non c'è più. C'era sempre la speranza, perché finché lo portano via, io ho parlato con un medico, gli ho detto subito come sta Paolo, cosa fa. La situazione è grave, molto grave, però stiamo cercando di rianimarlo. E poi la speranza era quella, all'ultimo a morire, prima di sentire la brutta notizia che purtroppo ho ricevuto da suo figlio, perché loro sono molti amici miei, perché l'ho portato io a Varago, sono stato a Varago. Però quando mi sono accorto che Paolo è caduto, una brutta situazione. Non augurerei mai a nessuno di vedere una situazione del genere, perché tu perdi un fratello, un compagno di squadra che 2 secondi prima stai giocando insieme. No? Non capisco come possono succedere queste cose qua. Adesso questa grande famiglia cercherà di supportare il figlio Michele, che tra l'altro anche lui milita negli amatori di Varago. Sì, milita con i giovani, Michele. È giovane, l'ho sentito stamattina Michele. Gli ho detto, siamo Michele, è un ragazzo giovane che ha bisogno di supporto, che ha bisogno di qualcosa sicuramente. Ci sono i familiari, i genitori, sorelle. Però Michele, se ha bisogno, per quel poco che possiamo fare qua, però penso che il supporto è più grande del suo papà. E questa è dunque la toccante testimonianza di Denis, amico di questo 53enne morto durante questo allenamento di calcio, una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Varago e di Macerata sul Piave. Torniamo con la cronaca a Padova, quinto locale chiuso dalla polizia in 3 settimane, questa volta tocca ad un circolo privato teatro di una violenta rissa. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha chiuso per 60 giorni il circolo Grindhouse di Via Longhin, teatro di violenze, nel fine settimana. Domenica, verso le 13, le volanti della questura erano intervenute nel circolo privato, allertati da un avventore che riferiva di un'aggressione in atto all'interno del parcheggio antistante il locale da parte di 2 individui nei confronti del titolare e di un altro frequentatore. Dalle prime informazioni acquisite sul posto, i 2 soggetti responsabili delle condotte violente sarebbero soci abituali del circolo e già al loro arrivo, alle 10 di mattina, avevano manifestato atteggiamenti molesti, aggressivi e provocatori nei confronti degli altri partecipanti all'evento musicale organizzato quella mattina. Al che il titolare ha cercato di allontanare i 2 dal locale, che continuavano però nel parcheggio ad avere comportamenti violenti. I 2 si sono dati alla fuga prima dell'arrivo dei poliziotti. Dopo l'assalto alla ditta Orafa di Camisano Vicentino, l'amara riflessione del titolare, che ha ricevuto la solidarietà da colleghi che hanno subito assalti analoghi in ditta. Appello allo Stato, dice, perché intervenga sulla sicurezza del territorio con strumenti e risorse adeguate. Ma mi sono reso conto che siamo in tanti, c'è una fila di colleghi che hanno avuto le stesse dinamiche, tra l'altro con le ruspe, con i camion, che è incredibile. Oggi sì, oggi ho capito che siamo sotto assedio. La solidarietà arrivata dai colleghi del settore Orafo all'indomani dell'assalto subito dalla ditta di Camisano Vicentino, un colpo ben congegnato in piena notte in cui i malviventi hanno bloccato le strade di accesso con dei mezzi pesanti, poi con una ruspa hanno sfondato il cancello e fatto irruzione, sottraendo all'interno i preziosi che erano esposti ma non arrivando al cavò. Parole di amarezza, quelle del titolare, per le ripercussioni non solo relative ai danni rilevanti cui far fronte, ma anche all'impatto umano. Rovesciato tanto, determinati, sapevano dove andare, hanno abbandonato un'ascia enorme perché probabilmente pensavano di rompere qualche vetrina o qualcosa. Sì, era traumatica entrare, per fortuna sono entrato io i carabinieri con i ranger che mi hanno, hanno fatto il loro lavoro sia come forza dell'ordine ma anche a livello psicologico e anche a livello umano, mi sono stati vicini. Io mi ricordo quando sono entrato devo aver abbracciato un carabiniere perché non avevo proprio la tensione altissima. Evento che rinnova la riflessione sulla sicurezza e sugli investimenti che le aziende mettono in campo all'interno delle loro strutture. Preoccupazione condivisa da diverse aziende operanti nel settore Orafo, espressa anche da Onorio Zen, presidente della categoria Orafi della Confartigianato di Bassano e membro della Consulta di Vicenza, la cui azienda era stata presa di mira qualche giorno fa.
Da qui l'appello perché lo Stato intervenga a tutela del sistema produttivo con strumenti, risorse e organici. Io devo vivere su un posto sicuro, posso dare tutta la sicurezza che voglio, ma se hanno paura a venire a lavorare qui, hanno paura di uscire la sera, hanno paura di entrare la mattina, cioè questo è difficile, non posso dargli questa sicurezza. Io ho dovuto tranquillizzarli oggi, ho dovuto dirgli guarda che mettiamo i fumogeni, oggi installiamo i fumogeni, domani mettiamo i pilastri per bloccare le gru, dopodomani mettiamo altri sensori, mettiamo altre telecamere, abbiamo una guardia armata. Ma quanto costa tutto questo? Che costi dobbiamo sopportare? È troppo difficile. Certo che arriva l'appello al governo e allo Stato, facciamo qualcosa, un missile in meno da qualche parte e un po' di protezione in più per le aziende. Uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia, ma questa volta grazie anche alla tecnologia. È bastato l'uso di un telefono cellulare e la prontezza di un cittadino per incastrare un giovane ventenne tunisino che qui nei giardini pubblici di Viale Europa stava nascondendo della droga. Il giovane poi è stato riconosciuto anche come autore di un altro reato. Il giovane è stato ripreso da un cittadino tramite il cellulare mentre nascondeva lo stupefacente e il video è stato inviato in tempo reale alla questura tramite l'applicazione YouPol. Nel giro di pochissimo tempo una pattuglia della polizia è arrivata sul posto fermando e perquisendo il ventenne, regolare in Italia ma con precedenti a proprio carico. Con sé aveva hashish e cocaina, oltre a 200 euro in contanti. Durante l'identificazione è stato riconosciuto come l'autore di un'aggressione avvenuta sabato scorso in Viale Milano ai danni di un uomo colpito con dello spray al peperoncino. L'identità è stata confermata anche dal fatto che il ventenne portasse in braccio in entrambe le occasioni un cucciolo di pitbull. Oltre alla denuncia per spaccio di stupefacenti e maltrattamento di animali, il tunisino è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento della camera di sicurezza in cui era stato posto dopo l'arresto. Ora si trova in carcere, mentre il cane è stato affidato alla sua compagna. Lascia 6 figli il cinquantenne ucciso martedì sera dal monossido di carbonio in un appartamento a Ponte Vigo d'Arzere, ancora in gravissime condizioni il 54enne che viveva con lui. Il gas dopo lui dormire, qualcosa non lo sai, però ha messo gas tanto già. Quindi si sentiva nell'aria l'odore di gas? Aria, sì, tanto. L'aria era diventata malsana in via Villa Laura, Ponte Vigo d'Arzere. Proprio qui si è consumata una tragedia silenziosa. Non si è infatti accorto di nulla, è morto nel sonno, ucciso dal monossido di carbonio sprigionato nell'appartamento che viveva con altri connazionali. Magnus Amandiogu Ineaku, 50 anni di origine nordafricana, in Italia da oltre 20 anni, è morto ucciso dal killer silenzioso che non gli ha lasciato scampo. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una stufetta che usava per riscaldarsi assieme agli inquilini. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando un connazionale, rientrando, ha trovato l'aria irrespirabile e 2 uomini immobili a letto. Uscito in strada, ha chiesto aiuto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. I pompieri hanno forzato l'ingresso, aerato i locali e portato all'esterno i 2 uomini. Per il 50enne libero professionista che lascia 6 figli non c'era già più nulla da fare. Resta in condizioni gravissime il collega intossicato, un 54enne anche lui di origine nordafricana, trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Saranno cruciali le prossime ore per capire quali conseguenze ha avuto l'ipossia e l'avvelenamento da monossino del sangue. Vietata la vendita ai residenti in provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio al Tenni di lunedì sera tra Treviso e Clodiense. Per la prefettura si tratta di una gara a rischio. Stop alla vendita di biglietti ai tifosi ospiti per il match di lunedì sera allo stadio Tenni tra Treviso e Union Clodiense, valido per il campionato di Serie D. La prefettura trevigiana ha vietato l'acquisto dei ticket ai tifosi chioggiotti, ritenendola una partita a rischio visti i precedenti. Nel 2023 a Chioggia e a Treviso nel 2024 si erano infatti verificati dei disordini. In più la gara di lunedì sera potrebbe essere decisiva per la promozione in Serie C, visto che in caso di vittoria i biancocelesti andrebbero a più 16 punti rispetto agli avversari, loro diretti inseguitori in classifica, ipotecando il passaggio alla serie superiore. Partita ad alta tensione quindi, da qui la decisione della prefettura che, sentito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato l'accesso allo stadio ai tifosi dell'Union Clodiense e in generale l'acquisto dei biglietti a tutti i tifosi residenti in provincia di Venezia.
È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo di bullismo perché c'è stato un incontro, un'assemblea studentesca del liceo Brocchi di Bassano per parlare appunto di bullismo ma anche di disabilità e discriminazioni assieme a Luca Lapo, meglio conosciuto come DJ Lucchetta. Ci racconta tutto Vanessa Banzato che era insieme ad Andrea Benetti. CMP Arena di Bassano del Grappa, i ragazzi e le ragazze del liceo Brocchi hanno incontrato DJ Lucky Lucchetta, Luca Lapo, conosciutissimo da tutti, ha portato la sua esperienza di vita nella lotta all'abbattimento delle discriminazioni, nella lotta al bullismo, nella lotta alle diversità. DJ Lucchetta, com'è stato questo incontro con i ragazzi e le ragazze? Beh, questo incontro è stato veramente straordinario, infatti è nato per scherzo perché inizialmente con il professore Paolo Ambrosi si parlava di fare un appuntamento con 2 o 3 classi che voleva coinvolgere per fare questa cosa qua. Poi ha pensato che la tematica mia che è forte, poi ha visto anche quello che facevo, ha detto ma perché non organizziamo una cosa più grande, fare una bella assemblea d'istituto in qualche palazzetto che secondo me potrebbe essere una cosa bella, ma soprattutto per trasmettere il messaggio ai giovani che la disabilità va vista in maniera diversa, non come solidarietà ma anche come risorsa, soprattutto da valorizzare per quello che fanno e non spesso giudicati solamente per l'aspetto come vengono visti, perché quello che dico io, noi disabili abbiamo bisogno non di un sostentamento economico ma di essere valorizzati, di essere accettati, perché nella vita è più importante essere integrato a volte che avere qualche soldo in più. Nella vita i soldi non sono tutto. Purtroppo sono ancora tante le difficoltà che incontrano le persone con disabilità, a cominciare proprio da uno scalino troppo alto, le famose barriere architettoniche che creano parecchi disagi. Beh, è vero che le barriere architettoniche è un problema molto diffuso ultimamente, ma come dico io i comuni ne sono a corrente, utilizzano il piano PEBA, che sarebbe un piano praticamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che spesso viene utilizzato anche in maniera errata perché come io vivo spesso la quotidianità, mi sono accorto che in alcuni bagni pubblici, nel mio caso esplicitamente, il bagno è più alto rispetto alle capacità che io ho per utilizzare. Io infatti vado meglio sui bagni che c'erano 20 anni fa e questo problema qua, parlando con molti disabili, hanno le stesse difficoltà anche coloro che utilizzano la carrozzina, che entrano nel bagno, a volte non riescono a salire e fare quello che necessitano. Dunque tante volte secondo me prima di utilizzare il PEBA e fare determinati lavori che si potrebbero fare anche a prezzi più costi in maniera più facile, è quella di parlare, di mettersi in contatto in maniera diretta con varie persone che hanno problemi per capire le esigenze, perché la parola disabilità è un tema molto ampio. Ogni problema ha le sue necessità, non siamo tutti uguali, dunque bisogna trovare una soluzione che vada bene con uno e l'altra parte, perché come dico io siamo tutti uguali ma tutti diversi. Lei si è affrancato anche grazie alla sua musica, la musica è stata la sua grande passione ed è diventata anche un po' il suo stile di vita. Tra un po' comincerò a fare musica per i ragazzi perché voglio fare capire loro che nella vita siamo tutti uguali e che anche la musica da parte mia può trasmettere delle emozioni e far capire che la disabilità è anche essere integrato e che le persone disabili sono come gli altri, cioè possono fare qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di attività. Lei diceva io alla diversità, alla discriminazione gliela suono. Esattamente, io la discriminazione la suono, infatti come dico sempre io non mi sono mai sentito disabile e odio il pietosismo. Io mi sento e mi vedo disabile solo quando mi guardo allo specchio, però la mia vita, devo dire la verità, è estremamente normale e che voglio far trasmettere ai ragazzi che noi siamo un tutt'uno e che loro devono vedere la disabilità in maniera diversa. E adesso a Belluno, 87 anni dalla loro fondazione, in tutta Italia i Vigili del Fuoco festeggiano per la prima volta il loro anniversario con una festa nazionale.
Comandante, 87 anni dalla fondazione, 87 anni che raccontano che cosa? 87 anni di un percorso che vede dall'esperienza dei civici pompieri, quindi da realtà di corpi comunali, ciascuno dotati di proprie attrezzature e di propria formazione, un convergere al corpo nazionale che assume il nome di Vigili del Fuoco, che unifica le attrezzature, l'addestramento, le procedure, con l'obiettivo di costruire una potente macchina di soccorso che, a fronte di eventi anche catastrofici come i terremoti e le alluvioni, possa intervenire rapidamente in forze con un solo atto di mobilitazione che proviene dal centro operativo nazionale. Lei ha parlato di una struttura nazionale, addestramenti comuni, però qui siamo in un territorio che ha delle peculiarità. Essere vigili del fuoco a Belluno vuol dire occuparsi soprattutto di che cosa? Nelle montagne noi abbiamo la presenza naturalmente di tutti gli elementi che sono, come dire, la gravità, e quindi legata alla gravità il rischio delle frane, il dissesto idrogeologico, il riscaldamento climatico che la scorsa estate è stato sostanzialmente la causa prima di quei fenomeni che abbiamo avuto a Borca di Cadore e a Santo Stefano di Cadore, perché noi abbiamo con le montagne enorme quantità di materiale che con l'andare del tempo chiaramente diventa comminuto, e con il riscaldamento globale e l'intensificarsi delle precipitazioni abbiamo che si combinano la forza di gravità, la forza dell'acqua, e quindi si possono generare fenomeni anche importanti che vanno a coinvolgere le infrastrutture di questo territorio, e questo è un altro elemento, nel senso che la rete viaria è una rete che chiaramente sale sulle montagne, e quindi abbiamo sostanzialmente tutte strade di fondovalle, e quindi la chiusura di un ramo stradale comporta la necessità di fare giri enormi. Senta, questa festa è baciata da un sole bellissimo, siamo in un piazzale con un clima primaverile, però siamo in febbraio. Preoccupa la neve in montagna? Beh, allora, diciamo che il rischio di valanghe è un elemento che viene valutato, e in conformità al valore di rischio che c'è vengono presi provvedimenti. Il provvedimento principe in questo senso è giustamente e doverosamente l'evitare di esporsi al rischio. Le campagne della protezione civile che denominano Io non rischio sono proprio orientate alla consapevolezza che ci sono condizioni in cui cimentarsi in un hobby è un momento di inserirsi nella natura, e ci sono momenti in cui cimentare il proprio hobby vuol dire andare a ficcarsi nel bel mezzo di una situazione pericolosa. E il riscaldamento globale in questo senso è un dato di fatto. Noi dovremmo adeguare i nostri comportamenti, lo dico non tanto come soccorritore ma quanto come cittadino, per tenere nel debito conto che una previsione atmosferica che mi dice che un giorno ci possono essere piogge intense deve mettermi in condizione di valutare bene i percorsi che farò. La politica, la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore alla sanità Gino Gerosa, ha approvato la delibera che definisce il riparto delle risorse e gli indirizzi applicativi per l'attribuzione dell'indennità di pronto soccorso al personale del comparto sanità operante nei servizi dell'emergenza urgenza. L'annuncio del presidente del Veneto, Alberto Stefani. Oltre 60 milioni di euro dedicati al personale delle emergenze di pronto soccorso, 2.000 infermieri, 800 personale sociosanitario, oltre 400 autisti di mezzi di soccorso avranno un contributo che partirà anche retroattivamente dal 2023, un riconoscimento importante che la Regione del Veneto, grazie a una delibera di giunta, ha permesso di sbloccare, e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a chi tutti i giorni è al fronte dell'emergenza.
Il colorito botta e risposta in Consiglio regionale tra il consigliere Dem Montanariello e il presidente Zaia si è concluso con il divieto delle riprese social in aula. Io ero rimasto che per le riprese, allora l'ingresso in aula lo possono fare consiglieri, assessori o dirigenti in caso di provvedimenti. Per le riprese c'è la struttura. Siccome vedo che c'è anche gente che non fa parte della struttura grafica della regione, come funziona? Ognuno di noi può far venire in aula il proprio assistente che gli fa foto e video, c'è stato un cambio dell'ufficio di presidenza su qualche delibera, le chiedo perché insomma vedo che qualcuno si fa venire il suo consigliere a farsi il video che viene più bello delle telecamere ufficiali sul web, se è previsto anche io chiederei ai miei di entrare. È iniziato così durante una seduta del Consiglio regionale il botta e risposta tra Montanariello e il presidente Zaia, nato dal fatto che il consigliere Dem abbia contestato la presenza di addetti esterni alla struttura, evidenziando come Zaia sembrasse non conoscere il regolamento che invece ne vieta la presenza. Recepisco l'osservazione, la tratteremo in ufficio di presidenza e daremo una regola per tutti. No, Presidente, non ha capito che c'è già una regola. Forse non ho dono da chiarezza, ho detto che ho capito. Sì, però se ha capito e mi dice che faremo una regola per tutti vuol dire che ha fatto finta di capire. Io le sto dicendo, se ha capito le chiedo a lei, al segretario generale, l'applicazione di regolamento e statuto in materia. Io non ho letto il regolamento. Non sono bravo come te. No, Presidente, invece guardi, la differenza tra me e lei è che io posso non leggerlo, ma lei che è Presidente del Consiglio e ci spiega come funziona lo dovrebbe leggere prima degli altri. Alla fine il colorito dibattito si è concluso con l'applicazione del regolamento da parte del presidente Zaia, che vieta di fatto le riprese social in aula. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. I commessi sono incaricati a vigilare sull'osservazione dei regolamenti e provvedere su ordine del Presidente all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine. Il Presidente, per favore, nel caso di disordini può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico. Bene, applichiamo il regolamento. Penso ci sia altro da aggiungere. E adesso parliamo della giornata di domani, 28 febbraio, giornata mondiale delle malattie rare. Malattie rare si definisce tale quella patologia che colpisce non più di 5 individui ogni 10.000 persone. Ebbene, malattia rara, ma per quelle persone, per quelle famiglie significa stravolgere la propria vita, iniziare dei nuovi percorsi. A fianco di queste famiglie c'è anche la Lega del Filo d'Oro. Allora ringrazio, è davvero un onore avere con noi il presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, ai telespettatori, e grazie per questa opportunità. Presidente, io ho dato questi numeri, ma sono semplici numeri dietro ai quali ci sono delle storie, ci sono delle vite, ci sono dei percorsi di vita. Certo, sono storie che raccontano veramente difficoltà per la famiglia, difficoltà per i bimbi. Nella nostra esperienza dalla Lega del Filo d'Oro, che ricordo è attiva da oltre 61 anni a sostegno di persone che vivono la condizione della sordocecità e della pluridisabilità psicosensoriale, vediamo che i bambini che arrivano, e non solo i bambini, al centro diagnostico, qui nella sede nazionale ad Osimo in provincia di Ancona, spesso arrivano con questa condizione di pluridisabilità per effetto delle malattie rare, cioè ci sono alcune malattie rare che colpiscono tantissimo anche i bambini e nel nostro centro ogni 3 ricoveri ce n'è sempre almeno uno che riguarda qualcuno affetto da malattie rare, condizione che porta la malattia rara ad avere problemi di vista e di udito associate ad altre minorazioni, ad altre problematiche sempre molto gravi, che richiedono da un lato un intervento a livello di diagnosi quanto prima possibile e soprattutto attivare quelli che sono dei trattamenti precoci, perché intervenire sui bambini significa poter raggiungere dei livelli di autonomia, dei livelli di comunicazione più elevati. Questo significa quindi dare
a queste persone, a questi bambini in particolare e alle loro famiglie una prospettiva di vita diversa, una prospettiva di vita dove l'accento è messo su quello che il bimbo e la persona può raggiungere piuttosto che su quello che non può raggiungere. Questo è un po' l'approccio, diciamo, della Lega del Filo d'Oro, l'approccio che significa accogliere non solo il bimbo con problemi ma tutta la sua famiglia, e questo è fondamentale perché queste famiglie non possono essere lasciate sole. Quindi è un lavoro difficile, quella di domani è una giornata diciamo importante che ormai da anni viene celebrata proprio per parlare di certi bisogni molto particolari che presuppongono un aiuto ancora più forte, un aiuto che le istituzioni deve dare, che la collettività deve poter garantire. Questo è un po' l'impegno della Lega del Filo d'Oro che vogliamo ricordare in questa occasione. E mi piace anche dire che un piccolo presidio della Lega del Filo d'Oro è presente da ormai 10 anni anche a Padova, non distante dalla sede della Fondazione OIC, dove appunto fanno riferimento parecchie famiglie che hanno all'interno bambini e persone anche di altre età con queste sindrome rare. Ecco Presidente, territorialmente anche sul territorio veneto c'è la presenza della Lega del Filo d'Oro? Sì, territorialmente appunto lì a Padova noi l'anno scorso abbiamo seguito 75 casi, però poi nel centro nazionale di Osimo e anche nel centro che abbiamo a Modena ci sono presenza di utenti che vengono dal Veneto, hanno bisogno, come posso dire, di un tipo di intervento che presuppone una preparazione ma soprattutto una esperienza, diciamo, proprio per essere capaci di aiutare queste persone a tirar fuori tutto quello che è possibile per una maggiore autonomia e quindi una vita più dignitosa e anche una prospettiva, diciamo, diversa e utile anche alla famiglia. Presidente, quando si parla di malattie rare, quali sono gli ostacoli maggiori che si incontrano ancora oggi? Ma io penso che l'ostacolo maggiore è quello che a volte si arriva tardi a capire qual è la malattia rara, proprio perché parliamo di malattie rare, alcune delle quali sono ricorrenti, sono più conosciute, altre invece si fa fatica a riconoscere qual è il problema. Questo è un approccio naturalmente che compete a coloro che fanno le diagnosi, soprattutto dal punto di vista sanitario. Quindi questo è il primo discorso. Il secondo è che una volta accertata qual è il tipo di malattia, occorre riferirsi a quei servizi, a quei centri che hanno quell'esperienza e possono dare un aiuto diciamo migliore. Ecco perché dico che le famiglie non possono essere lasciate sole, perché le problematiche sono diverse proprio per malattia rara e malattia rara, ma di fatto parliamo di situazioni sempre molto molto complesse. E voi portate avanti anche la campagna Insieme un traguardo dopo l'altro, perché spesso quando si parla di malattie rare le famiglie si sentono dire delle frasi che paralizzano, si sentono dire non si può, questo non succederà mai. In realtà quella che fate voi come Lega del Filo d'Oro è aprire queste possibilità ai pazienti. Sì, quello che noi sottolineiamo fin dal primo contatto è non fermarsi a ciò che il bimbo, la persona non può fare, ma invece andare a vedere laddove ci sono residui, per esempio di vista e di udito, o comunque a prescindere dalla situazione di partenza, andare a capire che cosa questo bimbo, questa persona potrà fare sulla base di un'esperienza maturata in 61 anni di attività della Lega del Filo d'Oro. E questo dà anche, come posso dire, incoraggia la famiglia, la aiuta a superare un po' di più le difficoltà che quotidianamente incontra e fa anche capire che c'è una prospettiva, diciamo, di sviluppo, di crescita, di raggiungimento di
maggiore autonomia, di maggiore capacità di comunicare, di maggiore espressioni che a volte sono fondamentali per dire agli altri quali sono i problemi o qual è in quel momento la difficoltà da dover superare. Quindi è un lavoro naturalmente impegnativo, ma è basato proprio su si può fare, non su quello che non può fare il bimbo. Spesso quando parliamo di familiari che hanno appunto un figlio affetto da malattia rara, spesso la parola che sentiamo ripetere è solitudine, cioè si sente in qualche modo soli, isolati, proprio perché è un caso raro, lo dice la parola stessa, e quindi i familiari cercano anche una rete, un contatto con altre famiglie che stanno vivendo la loro stessa situazione. In qualche modo la Lega del Filo d'Oro serve anche a mettere in contatto le famiglie perché questa solitudine non ci sia. Beh, certo, il problema della solitudine, voglio dire, riguarda in generale tutte quelle famiglie al cui interno arriva un bimbo con problemi di disabilità di varia natura. Questo è un qualcosa che si verifica sempre, perché perfino diciamo nei parenti più stretti a volte c'è un rallentamento di frequentare e di aiutare questa famiglia. Naturalmente non parliamo poi di quello che è l'ambiente esterno e a volte anche diciamo delle istituzioni. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo aiutarli mettendoli in relazione giustamente anche con altre famiglie, con quelle organizzazioni che diciamo si occupano a vario titolo delle malattie rare. Infatti anche come Lega del Filo d'Oro facciamo parte di una federazione che si chiama Uniamo, che mette insieme tutte le organizzazioni, associazioni di varia natura, enti di varia natura, ciascuna delle quali si occupa di una particolare malattia rara. Questo è di grande aiuto perché intanto si fa, come posso dire, un po' di massa critica, nel senso che proprio perché parliamo di situazioni rare, mettere insieme le diverse situazioni rare significa comunque anche dare un valore numerico a quelli che sono i problemi che devono essere affrontati, e su questo dei passi in avanti anche nel nostro Paese sicuramente sono stati fatti. Non bisogna fermarsi perché il lavoro è ancora tanto e le istituzioni debbono veramente riuscire a comprendere che di fronte ad una situazione rara dobbiamo essere più accoglienti, dobbiamo essere capaci di dare le risposte e non di lasciare la famiglia un po' da sola, dove sicuramente non potrà risolvere determinati problemi. E allora, come ultima domanda, Presidente, le chiedo che cosa bisogna fare, che necessità ci sono per affiancare, assistere queste famiglie, per non lasciarle sole. Lei all'inizio diceva c'è bisogno di un intervento a livello nazionale. Che cosa serve fare, che cosa manca ancora? Diciamo intanto con la Federazione Uniamo negli ultimi anni si è fatto un grosso lavoro e si sta partecipando insieme ad altre organizzazioni a dei progetti che riguardano proprio le malattie rare, per quanto concerne aiutare le famiglie, aiutare le persone che vivono, nel nostro caso, la condizione della sordocecità e della prodisabilità. Diciamo che per coloro che dovessero trovarsi in questa situazione, suggerisco sicuramente di contattare attraverso le modalità previste dal sito la Lega del Filo d'Oro se ci sono delle problematiche di vista e di udito combinate. Quindi poi eventualmente c'è la Federazione Uniamo, anche qui basta andare sul sito, dove si trovano i riferimenti per capire dove ci sono dei centri o dei servizi che possono dare risposte più appropriate e comunque mettersi in contatto con gli altri. Presidente, grazie davvero per il suo intervento, grazie per averci fatto conoscere un po' di più quello che è l'importante lavoro della Lega del Filo d'Oro, fondamentale per queste famiglie. Grazie davvero a Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d'Oro, buon lavoro e spero di poterla avere nuovamente nostra ospite, Presidente, grazie ancora. Bene, grazie, buongiorno. Grazie davvero e noi adesso ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.
Rieccoci in diretta. Nel settembre scorso il suo cadavere venne recuperato nel Musestre alimentando un giallo. Quell'uomo, si scoprì poi, si era tolto la vita dopo un'esistenza molto discreta e riservata. Oggi la notizia del suo lascito alla comunità di Roncade, 600.000 euro, la sua ultima lettera letta in consiglio comunale. Prima di togliermi la vita preciso alcune cose. 1. Non ho nessun problema economico. 2. Nessun problema sentimentale. L'atto che mi appresto a compiere è semplicemente dovuto al fatto che non mi ritrovo più nel mondo di oggi. Pertanto non ho più alcun interesse a vivere. È una lettera a cuore aperto quella che Vittorio Varniera ha scritto al comune di Roncade prima di togliersi la vita, a quella comunità a cui ha lasciato buona parte dei suoi beni, 600.000 euro tra appartamenti e contanti, risparmi di un'esistenza sempre condotta con estrema dignità e quasi in disparte. Vittorio era una persona distinta, era una persona per bene, sempre pronta con il saluto, una persona anche un po' riservata, sì, ma nulla che lasciava presagire a un gesto simile. Il corpo del 75enne venne ritrovato il 4 settembre 2025 nelle acque scure del Musestre, a ridosso della Treviso Mare, alimentando anche un giallo. Per oltre 48 ore, infatti, quel cadavere restò senza un nome. In un primo momento non si escluse nemmeno una morte violenta, eppure l'incidente. Poi la verità affidata a 3 pagine scritte fitte, lucide, taglienti, lette nell'ultimo consiglio comunale e trovate nel suo appartamento di via Daria Biancade, una casa divenuta nel tempo quasi una gabbia con il passato che soverchia ogni afflato di futuro. Il mio problema è che non voglio frequentare ambulatori, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo ed altro. Ne ho viste troppe nella mia vita, assistendo i miei familiari e altre persone. Altra cosa importante è che non voglio essere di peso a nessuno. Anzi, chiedo umilmente scusa a tutte le persone che verranno coinvolte nel mio caso. Comunque c'è denaro sufficiente per pagare qualsiasi spesa. Si augura un mondo migliore, Vittorio, in questo momento in cui sta letteralmente impazzendo. Questa è l'espressione usata nel suo congedo. Dei 600.000 euro, oltre 300 andranno alle associazioni benefiche del territorio e a quelli che sono stati indicati come centri per la lotta contro le malattie, con il comune ora chiamato a sciogliere dei nodi burocratici in una storia che di burocratico ha davvero ben poco. È un gesto che ha destato grande impressione in tutta la comunità, ma deve farci anche riflettere, deve farci anche preoccupare come amministrazione, perché capiamo che ci sono tante fragilità che molte volte non si riescono a capire e a interpretare. E adesso ci spostiamo a Venezia con la vicenda Fenice. Dal sovrintendente del teatro ancora nessun commento sulle proteste dei lavoratori sul caso Venezia, mentre ricevuto in regione ha chiesto uno stop al calo drastico dei fondi stanziati. Intanto si è costituito formalmente il comitato Fenice Viva. Abbiamo già detto tanto, troppo, forse è meglio non insistere. Nessun commento sulle ultime questioni relative alla nomina di Beatrice Venezi dal sovrintendente del teatro La Fenice, non un commento sull'arrivo toccata e fuga al carcere femminile della Giudecca, nemmeno sul continuo volantinaggio di protesta degli orchestrali e non solo. Visto che la problematica sta continuando con toni anche sempre più accesi e non si accenna a vedere un risultato, abbiamo pensato di costituirci formalmente e dare concretamente il nostro contributo per far capire che ci siamo, che il pubblico c'è. Si è costituito infatti a fine gennaio Fenice Viva, un vero e proprio comitato formato anche da cittadini che oggi ha raggiunto circa i 300 iscritti. Questa forma di resistenza culturale collettiva io in tanti anni comunque che seguo il teatro non l'avevo mai vista. Quando abbiamo volantinato moltissime persone straniere erano a conoscenza di questa questione. Si è molto allargato perché io ritengo che quella che
gli orchestrali, ma tutte le lavoratrici e i lavoratori del teatro stanno compiendo sia davvero una grande battaglia di civiltà. Ed è diventata una battaglia di civiltà per la dignità del lavoro. Desideriamo continuare a dare il nostro sostegno con delle azioni come il volantinaggio e altre che abbiamo in previsione di fare. E altre manifestazioni sia fuori che anche all'interno del teatro che coinvolgeranno anche delle realtà culturali cittadine e non solo. E se da un lato continuano le forme di protesta, dall'altro il sovrintendente è stato ricevuto in Commissione Cultura in Consiglio regionale, dove ha denunciato il calo drastico del finanziamento al teatro di oltre il 70%, passato da 2 milioni a 600.000 euro. Non era assolutamente un attacco politico alla Regione Veneto, il mio era soltanto un appello per ricordare che la cultura è un investimento e infatti un euro investito nell'attività del teatro ne genera quasi 4, quindi questo era il messaggio. Ci spostiamo in provincia di Treviso, 1 tonnellata di rifiuti abbandonati al giorno è quanto ha calcolato Bacino Priula in collaborazione con Contarina al termine del 2025, un costo per la comunità di 1.800.000 euro l'anno. 1 tonnellata al giorno, cioè 365 tonnellate di rifiuti sono abbandonati, però nel 2018, anno in cui eravamo tutti con Treviso, Avviato, eccetera, erano 512, quindi quel numero intanto si è ridotto del 40%. Poi chiediamoci se sono tanti o se sono pochi. Dipende quanti sono i rifiuti che normalmente raccogliamo. Raccogliamo oltre 200.000 tonnellate di rifiuti messi ordinatamente nei cassonetti. Sono a dir poco sbalorditivi i numeri che snocciola il direttore del Bacino Priula. Nonostante il dato segnali il calo dell'abbandono, la cattiva pratica di scaricare sulla collettività i costi del recupero permane quotidiana, un comportamento che ha il suo peso specifico. Se vogliamo esprimere un numero in assoluto sono circa 1.800.000 euro l'anno, anche qui un numero grande, però il servizio costa 70 milioni di euro, cioè stiamo parlando che una famiglia che spende 200 euro all'anno sa che 5 euro di questi 200 servono per tenere pulito il territorio. Ma chi sono queste famiglie? Persone che buttano di tutto, dall'umido alla carta, coloro quindi che non accettano di stare nella comunità della raccolta, non solo quelli che scaricano il secco per pagare di meno, prosegue il direttore. Per tutelarsi, il Bacino Priula ha proposto un protocollo d'intesa tra sindaci e forze dell'ordine, anche per aumentare la videosorveglianza. Certo, il progetto è quello di, tramite il protocollo d'intesa, di coinvolgere attivamente i sindaci ma anche le forze dell'ordine, di incrementare la presenza delle telecamere mobili e cercare tutte le opportunità anche tramite, perché no, chiedendo la collaborazione dei cittadini se hanno buona volontà. Un ruolo fondamentale è proprio quello dei cittadini che scattano foto e segnalano i reati. Di segnalazioni ne arrivano 10.000 all'anno, segno che la sensibilità si è alzata e la tolleranza diminuita. Per fortuna ci aiutano a rintracciare l'abbandono prima che diventi inquinamento, perché poi quando l'abbandono, il sacchetto viene lasciato sulla strada, magari viene investito da un'automobile, questo diventa inquinamento e viene sparso il contenuto lungo tutta la strada nei fossi. Ecco, questo è il danno ecologico che loro vanno a fare, che queste persone vanno a fare al nostro territorio. Case Popolari e scontro a Venezia, il caso Donatella accende la polemica. Il Comune di Venezia ha un contributo per il disagio abitativo e lo eroga su uno step di un triennio dal 2023, 24 e 25. Ogni anno eroga 618.000 euro. Chiediamo se 618.000 euro possono bastare per soddisfare questa emergenza che è a livelli epocali. A Venezia oltre 2.000 le persone idonee in graduatoria per una casa popolare a fronte di appena 200-400 alloggi disponibili nel breve periodo. Eppure tra patrimonio comunale e ATER si contano circa 2.700 alloggi pubblici sfitti, spesso chiusi in attesa di manutenzione.
È su questi dati che Consulta Civica con Alleanza Verdi Sinistra e Sportello Sociale è tornata all'attacco nei giorni scorsi con un blitz negli uffici comunali di Villa Quirina Mestre. Al centro della protesta il caso di Donatella Vescovo, seguita da tempo anche dalla nostra emittente. Donatella riceveva dal comune un contributo di 300 euro per pagare una stanza in nero. Venuto meno il bonus, oggi dorme dove capita, anche all'Addiaccio. Per richiedere il perché di questa signora, con tutti i bandi che ha fatto, non le è mai stata fatta un'assegnazione anche di un mini appartamento per poter avere una dignità, una residenza e poter accedere ai servizi di cui lei ha bisogno. Quello di Donatella, uno dei tanti troppi casi di disagio ed emergenza abitativa a Venezia, l'accusa della Consulta Civica veneziana. Questi casi hanno segnato una zona grigia, ossia non tutti i casi vengono trattati in egual misura. Presidio dei lavoratori e dei sindacati davanti allo stabilimento della Coprob Italia Zuccheri dopo la decisione di sospendere stagionalmente l'impianto di Pontelongo. Sono oltre 200 i posti di lavoro a rischio dalla sospensione stagionale dello storico zuccherificio di Pontelongo. Il presidio fuori dallo stabilimento dopo la conferma dell'annuncio da parte della cooperativa della sospensione temporanea per il 2026 dell'impianto per la trasformazione dello zucchero. Il problema maggiore è legato sì ai dipendenti fissi, che siano circa un centinaio, ma il problema maggiore ce l'abbiamo anche legato agli stagionali, perché non facendo la campagna quest'anno perdono sia i soldi da parte della Coprob rispetto al periodo lavorato, ma l'anno prossimo non percepiranno la disoccupazione agricola. I sindacati sono vicini ai lavoratori dell'impianto unico in Italia insieme a quello di Minervio per la lavorazione dello zucchero. Dalla Regione Veneto c'è stato un intervento con il presidente Alberto Stefani e l'assessore all'agricoltura Bond. In Regione Veneto la precedente presidenza non ha fatto nulla e solo Stefani adesso ha versato 600.000 euro come finanziamento, però è troppo tardi perché le barbabietole dovranno essere seminate già a gennaio. Quindi noi chiediamo delle garanzie sia alla Regione sia alla Coprob di garanzie per il 2027. Consideriamo inoltre che ci sono anche una serie di indotti che circolano attorno alla Coprob e quindi al di là dei nostri dipendenti fissi e stagionali c'è tutto l'indotto che ne va a perdere. Insieme ai lavoratori anche gli agricoltori che chiedono un intervento delle associazioni di categoria per difendere lo zuccherificio veneto, fondamentale per l'intera filiera bieticolo-saccarifera e per tutto il Made in Italy agroalimentare. La bietola è una cultura fondamentale per l'agricoltura, per la rotazione nel terreno. E noi non possiamo permetterci, abbiamo 2 zuccherifici solo, chiuderne uno, fare con uno zuccherificio solo. L'anno prossimo chiuderà anche l'altro, siamo preoccupati per questo. Noi abbiamo bisogno di risposte veloci in questo momento perché le bietole si stanno seminando, si iniziano a seminare adesso, abbiamo un mese di tempo per metterle giù. In questo mese abbiamo anche la possibilità di aumentare la superficie a bietola, quindi non si giustifica questa sospensione della fabbrica. Anche la sindaca di Pontelongo, Lisa Bregantin, si è schierata accanto ai lavoratori dello zuccherificio, impianto storico e identitario del piccolo comune della Bassa Padovana. Sono poi preoccupata perché l'impatto sociale sarà importante, purtroppo. È un impatto che coinvolge tutta la comunità di Pontelongo che vive attorno a questo zuccherificio. Vi avevamo mostrato nel telegiornale di qualche giorno fa le immagini dell'ennesimo incidente stradale accaduto in Viale delle Fosse, siamo a Bassano del Grappa. Il giovane investito sulle strisce pedonali è stato trasportato in ospedale in codice giallo, un episodio che torna ad accendere i riflettori sulla pericolosità di quel viale.
Bassano del Grappa, 2 gennaio 2026, 2 pedoni, 2 giovani amici vengono investiti in Viale delle Fosse. Pochi giorni dopo, è il 20 gennaio, altro incidente, sempre in Viale delle Fosse. Una ragazza viene travolta mentre passa sulle strisce pedonali. 25 febbraio, ancora una volta è un giovane a rimanere ferito. Stesso viale, stessa dinamica. Attraversare questa strada a Bassano può essere molto pericoloso e la cronaca ci racconta che si può anche rischiare la vita. Corre, guarda come corre forte. E poi se succede bisogna stare attenti anche noi. Io che guido ho sempre il terrore perché purtroppo ci sono persone che anche attraversano con il cellulare in mano, parlano senza guardare. Controllo sempre e vedo un po' anche con la coda dell'occhio le macchine così, quindi non è che perché ci sono le strisce mi sento sicurissimo. La gente non si sente sicura, le strisce pedonali a volte non sono sufficienti a garantire l'attraversamento della strada in sicurezza. Il rischio di essere investiti è sempre molto alto, va meglio invece se c'è il semaforo. Anche sì, si fermerebbero di più, non al momento in cui passi solamente. Viale delle Fosse è sicuramente un punto nero della viabilità cittadina. L'incidente di ieri pomeriggio nell'ora di punta è un'ulteriore conferma che si tratta di un problema molto serio da affrontare e in tempi rapidi. E proprio in questi giorni stiamo pensando di fare un nuovo piano della mobilità proprio per identificare anche quei punti critici come questo passaggio pedonale, per magari intensificare la sicurezza con un semaforo a chiamata, oppure per trovare le migliori soluzioni per da una parte alleggerire il traffico e dall'altra mettere in sicurezza i pedoni. Torniamo all'alluvione del 2025, scontro totale senza ristori, dice Dori, sindaco di Mira, senza ristori da Roma, pronti alla mobilitazione. Ricordo che il Comune di Venezia è un po' il capofila di questo e il sindaco Brugnaro sta cercando di ottenere risposte dalla Regione, ma anche non solo. E quindi c'è la rete dei comuni, la rete istituzionale, poi ci sono i cittadini. Ecco, noi dobbiamo continuare a fare squadra per il territorio perché altrimenti Roma non ci ascolta. Il primo cittadino di Mira, Marco Dori, conta anche sull'intervento e sulle pressioni politiche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per sbloccare fondi e risposte da Roma in merito ai ristori mai giunti dal governo per i danni dell'alluvione di 6 mesi fa. Agosto dell'anno scorso c'è stata una grande alluvione. Il Comune di Mira ne è stato l'epicentro, ma come Mira, Venezia, Spinea, Mirano, poi il Cavallino e quant'altro. E la Regione aveva attivato la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. Doccia fredda di questi giorni, in realtà da Roma hanno detto che non è successo niente, che quindi non ci spetta nulla. E la polemica diventa muro contro muro, così anche Andrea Martella, candidato sindaco per Venezia del centro-sinistra. Il mancato riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per gli eventi del 21 agosto del 2025 è una notizia grave perché rischia di lasciare soli cittadini e imprese che hanno subito dei danni. Da Mira, a pochi giorni dalla scadenza del bando pubblico del 28 febbraio per le domande di richiesta di contributo per interventi di prevenzione e protezione idraulica, il sindaco Dori alza il livello dello scontro. Per questo ho anche detto nel 2007, precedente allagamento sempre molto vasto, venne nominato un commissario, vennero stanziate risorse ad hoc, vennero fatte delle opere che sono state utili ma che adesso forse hanno necessità di essere ampliate. Senza ristori e senza il riconoscimento dell'emergenza da parte del governo, il Comune è pronto alla grande mobilitazione, conclude Dori. Sono necessari milioni e milioni di euro, ovviamente i comuni non hanno queste risorse e quindi l'appello è di avere la giusta sensibilità, la stessa coesione territoriale perché queste persone possano domani dire è caduta tanta pioggia ma non è successo niente. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 venerdì 6 marzo alle 20 all'Arena di Verona. Intanto il giorno prima, il 5 marzo, la fiamma paralimpica sarà a Bassano, attraverserà la città da Viale Venezia fino al Ponte Nuovo. Il fuoco
fuoco di Olimpia tornerà a scaldare la città di Bassano. Dopo il passaggio della fiaccola olimpica lo scorso 21 gennaio, ora tocca a quella paralimpica e così la città del Grappa sarà nuovamente protagonista il 5 marzo del Viaggio della Fiamma. Sicuramente sarà anche questo un grande successo. Io chiedo che i cittadini di Bassano, siccome la città sarà un po' tagliata in due per un periodo di un'oretta, siano così cortesi da aver pazienza e che anzi partecipino a questo evento applaudendo la fiamma paralimpica. 16 tedofori che porteranno la torcia lungo le strade di Bassano. Partirà alle 13:18 dall'incrocio tra Viale Venezia e Via Gaidon e proseguirà verso il centro città. Alle 13:30 in Viale delle Fosse è previsto un momento istituzionale nel belvedere del Caffè Italia. Poi la fiamma proseguirà verso Discesa Brocchi, Piazzale Cadorna per arrivare al Ponte Nuovo intorno alle 14. Durante la manifestazione le strade rimarranno chiuse. E il passaggio della fiaccola accenderà i riflettori sulle Paralimpiadi. 5 gli atleti veneti che parteciperanno, tra loro anche Mattia Dal Pastro di Cassola, disciplina sci nordico. Sicuramente saremo tutti a tifare per Mattia perché appunto sappiamo l'impegno che ha messo anche per prepararsi a questo evento. È una soddisfazione per Cassola comunque il passaggio della fiaccola perché è anche un momento, diciamo così, di riflessione sull'inclusione e questo per noi è un valore molto importante. Le medaglie, certo, sono solo la parte finale di tutti i sacrifici che gli atleti hanno fatto. Un grandissimo in bocca al lupo e che saranno di esempio, di traino, spero, per altre persone. Adesso la storia di Lisa, del compagno Federico e della loro piccola Greta, nata nella loro casa di Maserata. Sono stato guidato al telefono dall'ospedale di Oderzo, sembrava di essere in un film, racconta ancora emozionato il neopapà. L'ambulanza tempestivamente è arrivata, solo che Greta aveva troppo fretta di nascere e praticamente è nata alle braccia del papà. Lisa Zambon stringe tra le braccia la sua piccola Greta, nata 8 giorni fa qui nella villetta di Maserata. La mamma, alla 39esima settimana di gravidanza, fino a quella notte del 18 febbraio non aveva avuto alcuna avvisaglia. Il parto era previsto tra il 20 e il 25 febbraio, al punto che il giorno prima con la figlia e il compagno aveva assistito alla sfilata dei carri a Treviso. Rientrata a casa inizia ad avvertire alcune contrazioni ma distanziate tra loro. Solo intorno all'1 di notte iniziano a farsi più frequenti. Lisa capisce che Greta sta per nascere. Mentre arrivano i suoi genitori, il compagno prepara la borsa per l'ospedale, ma non c'è tempo, la piccola deve nascere. La coppia chiama la sala parto dell'ospedale di Oderzo. Gli operatori al telefono con Federico lo guidano. Mi ha spiegato passo per passo come devo fare, allora ho chiesto anche a mia suocera che era lì in fianco se poteva prendermi degli asciugamani caldi in maniera da avvolgerla poi dopo. Mi hai dato, altrimenti non sapevo neanche io come prendere in mano la situazione, niente. È come vivere un film. Ma non è un film, in pochi minuti Greta è tra le braccia del papà. Quando mi è nata tra le mani l'ho subito messa in grembo alla madre e mia suocera ha messo gli asciugamani caldi e da lì a 5 minuti sono arrivati i medici dell'ambulanza. Tutta la tensione si scioglie, i genitori possono finalmente stringere la loro secondogenita. Ho partorito nel letto effettivo che sarà il futuro letto di Greta, nella sua cameretta. Quindi è stata bellissimo. Quando ho visto uscire Greta ho detto ok, è nata. Non mi sono resa conto di niente, non ho pensato che potesse andare male qualcos'altro. Ecco, è andato tutto bene. Io ero preoccupato che non avesse emorragie, che non avesse altri problemi, che anche la bimba stessa, insomma, il prenderla in mano, in braccio, mentre esci, c'è sempre un po' di pensieri. I medici, dopo aver sottoposto ai primi controlli mamma e bimba, le trasportano al Caffoncello. Entrambe stanno bene e dopo 36 ore possono rientrare a casa. L'unica mia paura è stata che non si svegliasse la bimba di 3 anni dalle urla mie e dal via va dei medici che sono arrivati. Noi volevamo andare in ospedale, fare un parto tranquillo, in sala parto, seguito da
dai medici, invece ho dovuto fare io il medico, l'ostetrico. Il pensiero e il grazie di Lisa e Federico va a chi è stato loro accanto in quei momenti, ad iniziare dal personale della sala parto dell'ospedale di Oderzo. Siete stati meravigliosi, diciamo, nell'assisterci telefonicamente fino alla fine, finché non sono arrivati i soccorritori, dalla guardia medica all'ambulanza, ecco, che ci hanno trasportati all'ospedale, e tutto il reparto di ostetricia di Treviso. Siamo in chiusura, grazie ad Alessandro Granziere e Marco Gagliazzo in regia. Ora sigla, previsioni del tempo, a seguire Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi alle 16:25 il film Pizza e Datteri. Buon pomeriggio a tutti.